Bella raga, ciao a tutti, raccomandone veneziano, siamo su NBA e adesso abbiamo ancora le finali di conference 1-1 tra Phoenix e Seattle Supersonics, dall'altra parte Charlotte Hornets 1, Detroit Pistons 1. Andiamo e vediamo se riusciamo. Questa è la prima a Sonics, no scusate, la prima a Seattle. Purtroppo abbiamo perso male gara 2 dopo una bella vittoria in gara 1 alla Sonics Arena. L'altro anno abbiamo perso 4-1 se non erro, 4-2 scusate con LA. Stavolta bisogna assolutamente andare almeno alle finali di NBA e non c'è Jordan, e questa è l'occasione della vita. Senza Michael Jeffrey tutto è possibile. Inizia gara 3. Peyton, The Glove. Sean Kemp che sta massacrando la serie per il momento. Subito Seattle, mamma che due coglioni sti. The Glove la prende subito. Ai ai ai. Inizio non simpatico. E vabbè. Inizio bruttino di gara. Con il solito bug. Scatenato The Glove. Longley. Luke Longley. Dai. Non è imbattibile Seattle, anche se il duello nella Western è stato bellissimo, l'abbiamo vinto noi. Con il miglior record in Western Conference, però lotta all'ultima gara. Bravo Charles, rimbalzo di Charles. Longley, Meyerly, Thunder Dan. E subito Dan Meyerly! Bombone di Meyerly. Si ritorna a avere il tiro da 3, però so cazzi, Attenzione, subito Peyton. Errore di Peyton e Sean Kemp, zio porco, le prende tutte. Mamma mia che nervoso, che nervoso. Sean Kemp si candida a fenomeno del Baltico. Hornacek. Solo rete! Jeff Hornacek! E porca miseria. Pierce, tutta la serie rotto praticamente. No, da solo. E ancora che... Ma non è possibile che le prende tutti i rimbalzi Kemp. Ma non è possibile che li prende tutti i rimbalzi offensivi, dai. Ma porco zio, dai. Sta nervosendo il Cume. Charles. Barkley, marcatissimo Barkley. Kevin Johnson. Bellissimo Charles Barkley. Sir Charles. Guarda quanto ha rotto i coglioni Sean Kemp. Ti ha rotto il cazzo, sì, però. Hornacek. Hornacek, no, lungo. Mattone, peccato. Mamma mia, sarà una serie durissima. No! Ancora Sean Kemp. Ancora sto vaffanculo di Sean Kemp. Ma non è reale che le prende tutte, dai. Longley. Gol. Dai. Stiamo giocando benissimo. Il problema è che c'è Sean Kemp. Zio Kemp. E la prendono ancora, fallo. Beh, non l'ho ben capito questo, sinceramente. Cage. Solo rete per Cage. Mattone e Longley c'è. Hornacek.
Era un po' marcato, un tiro non perfetto. Attenzione Sean Kemp. E chiaramente la segna Sean Kemp, che Sbarole lo ruba a Seattle, zio cane, mi ha rotto i coglioni. Hornacek. Adesso Seattle marca bene. Hornacek. Solo rete! Jeff Hornacek, ma da 2, cazzo. Da 2 questo di Jeff. Non deve passare Gary. Pierce dall'angolo. Stavolta però Longley la prende. Ha rotto i coglioni Kemp. Barkley entra. Meyerly, qua l'avevo rischiata, Del Meyerly. Boom boom. Tiro della media di Meyerly. Dobbiamo zittire i Sonics. Silenzio Sonics, qua comanda il cume. No. Cosa ha messo Peyton? Ma ancora Sean Kemp. Vabbè. Va bene. Sto zitto che è meglio, impossibile tutti questi rimbalzi offensivi. Sir Charles. Grande Sir. Ma cosa prova? Ridicoli Seattle, ridicoli. Quando Seattle gioca così è ridicola. Kevin Johnson. Solo rete! Boom boom. Più 5. Dobbiamo continuare così. Non dilapidiamo il vantaggio che il Cume ha creato. Un raddoppio pericoloso. Oh, ma dov'è il fallo? Ma andate a cagare. Kemp che ci sta facendo dei sorci verdi a rimbalzo. Bello. Questo è un bel tiro. Kevin Johnson, sfruttiamo. Bravo West. Quando Kevinone ha la manina calda per gli assist, so cazzi, Barrows. Vai. Prego ragazzi, continuiamo così. Ecco, subito in vantaggio Seattle, perfetto, molto bene. Attenzione, Seattle mantiene sempre il vantaggio. Non si no, pensavo fosse il terzo o quarto. Ah, bene. Perfetto, sì, comunque eravamo molto indietro. Bene, si perde, perfetto ragazzi, serve molto il mio gioco. A sto punto mi conviene fare il contrario però, cioè perché posso partire anche bene, ma se poi perdiamo... Diciamo così. 2-2 di là, ancora Seattle. Se vogliamo il fattore campo di nuovo da noi dobbiamo vincere assolutamente questa. A questo punto lasciamo... Aspetta. Vai, cerchiamo di fare il primo punto per dimostrare al mondo chi siamo. Primo tiro. Hornacek. Da casa sua. Dai. Dobbiamo capire meglio i punti perché sennò... Dai Seattle, bravi, 28, molto bene, 20-10, 22-10. Perfetto. Continuiamo così.
se continuiamo così possiamo andare tranquillamente a gara 5 sul 2-2. 41-24, 43-27. Si sta riavvicinando però Seattle, attenzione, attenzione ai Sonics. Ok, siamo al quarto, Seattle un piccolo parziale e sono tornati sotto, più 4, più 6. Attenzione ai Sonics. 9-5, adesso di nuovo parziale nostro. 103, 105, sì, cazzo. Dai, che tanto bisogno che anche loro ce la portino a casa, dai. 2-2. Si torna a Phoenix. Tanto Charlotte vince, ragazzi, Charlotte può veramente andare in finale. Ho visto che però con... Scusate un attimo. Ok, raga, andiamo. Come per scaramanzia facciamo il primo tiro. Bravissimi. Sempre ad Hornacek. È Hornacek l'uomo. No, questa volta non va. Vai. Simulazione. Dai ragazzi, subito 2 punti per Sonics. Per i Sonics. 4-4, 6-4, 6-6. Analizziamo bene la partita. C'è un mini parziale Seattle. Non facciamoli scappare via per piacere. Ecco, subito che scappano. Porco Diaz. Dai, per piacere, Madonna del Signore. Ok, adesso dobbiamo sempre tenere noi il muso davanti. È importante. Ok. Sono 2 punti di vantaggio per Seattle. Ancora pari. Mamma mia, punto a punto, ragazzi. Punto a punto. Non riusciamo a imporre il nostro gioco in casa. Aia, se ne sta andando Seattle, attenzione. Dai. È troppo importante questa. No, subito così. Vabbè, però. Vabbè. Ma non dico niente perché mi girano i coglioni, sinceramente. Non possiamo riperdere il fattore campo. Fallo su Barkley, basta. E basta però. Buon, primo va. E anche il secondo, dai. 4 punti di vantaggio per i Sonics. Beh, ma che non possiamo concedere niente. Non ci credo. Appena detto gli ho regalato... Ma porco Diaz. Bravi. Dai, canestro veloce, subito, veloce. Niente, i Seattle sono così, c'è una squadra fastidiosissima. Da solo? Là. Niente. Finché marchiamo così, non la vincerai mai la serie. Kevin Johnson. No, addirittura la perdiamo. No. Prego, recuperatemela voi, cazzo. Sono un attimo in difficoltà, sono teso. 103, 101, 105, 103, 104. Più 3 Seattle. Niente da fare. Non riusciamo. Chi cazzo entra? Ma perché giochiamo con sti stronzi? No, vabbè, ma ci giochiamo... Non ho parole con chi stiamo giocando.
Fallo per chi? Ok. West, ti prego. Sì, dai. Per piacere, ragazzi, non regaliamo di punti facili. Ma Dio niente, non puoi andare in finale, cioè vietato dal regolamento. Cos'è? Ma non ci credo. Le rubate e ritorna a lui, incredibile. Ah, se mette questa è finita. E prende il rimbalzo. E va col supplementare, ma basta! Ma basta, dai. Con 30 punti di Barkley, zio Ken, riusciamo a non vincere neanche questa. Vaffanculo, va. Sì! Dai! Dai, Dan! No? Ma che ma perché gioca sto rincoglionito? Scusate ragazzi, ho sbagliato il tasto. Dai. La perdiamo anche questa, ho paura. Non c'è più Hornacek, Fioi. Ah, ben. Barkley distrutto purtroppo. 1 minuto e 12, ragazzi. Ma senza Hornacek so cazzo. Dumas. No! Niente. Basta, finitela qua. Finisce qua, porco. Finisce qua. E adesso sono cazzi perché siamo su 3-2 per loro. E se perdiamo a Seattle è finita. Non riusciamo a... tanto Charlotte è in finale NBA. Cioè, Charlotte Seattle veramente viene da piangere. Pazzesco. Ma va, caga, sono nervoso. Sono nervoso e riusciamo anche di finirla qua, 76-4. Ti prego, stiamo un po' in vantaggio, Dio mio. 78-80. Noi vinciamo fuori casa e perdiamo in casa. Siamo qualcosa di meraviglioso. 91-87. Ti prego, dai, che voglio concentrarmi su gara 7. 97-100. Dai. Dai, raga, dai. Ok, sì. Vinciamo fuori casa, ragazzi. Vinciamo fuori casa, ma perdiamo in casa. Cioè, incredibile. Incredibile. Adesso ci giochiamo tutto nell'ultima gara. Gara 7, ragazzi. Finalissima praticamente, mamma mia che tensione. Tensione alle stelle. Ok, ormai le contese sono nostre. Hornacek.
Dai, per iniziare bene. Hornacek. No, la sputa. Dai, io direi di fare il quarto quarto. Siamo là. 92, 94. Questo chiaramente non posso lasciare tutto il PC, devo conquistarmelo io. 97. Vai. No. Nada, la vinciamo di 1-4, mamma mia. Longley, bravo Luke. Ci giochiamo tutto, ragazzi, ci stiamo giocando tutto. No! No, vabbè, però in reale che non può un giocatore prenderle tutte le offensive. Capisco difensive, ma offensive no. Mi dispiace. Vuoi essere più forti di tutto questo, ragazzi. Mamma mia. I palloni pesano macigni. Bravissimo. E questa è nostra, calma, 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 calma. No! No, vabbè, ma era programmatissima, si è visto lontano un miglio. Va, non ho parole, no. Lo sapevo che me la faceva perdere. No! No, mi sono fatto prendere nervoso. Mi sono fatto prendere nervoso, zio cane. Non ci credo, in vantaggio Seattle immediatamente. Scandaloso, veramente, scandaloso. Ah, adesso è impossibile penetrare, ovviamente. Ti prego, Longley. Sì! Dai! Ma la palla recuperata da Peyton è vergognosa, è vergognosa. Prendila! Ancora Peyton! Dio Cristo, non è possibile che le prenda tutte lui! E vaffancuore, basta! Peyton, mangiami il pacco! Mamma mia, mamma mia. Ti prego, Kevin! Fallo! Fallo! Vai in con il tiro supplementare a 1,31. Mettilo, ti prego. No, no, no. Troppa tensione, ragazzi. Troppa tensione. E subito loro si trovano da soli, chiaramente. Ma stiamo buttando via tutto. Non ho coraggio di tirare da 3. Mamma mia. Bravo Jeff, bravo Hornacek, tutti pensavano alla triplona, invece Hornacek gioca tra virgolette facile. No da 3. Sì! E la sbagliano! Grande Longley, che difesa di Luke! Che difesa di Luke, ragazzi! Non mi interessa, gioco col cronometro. Sarebbe fondamentale sto possesso. Non ci credo. Devo giocarla molto meglio, ragazzi.
Da 3, provano da 3. Mamma mia, cosa ha fatto Barkley, penso. Penso Charles, no West. Perché non è stato quel libro, avevo un possesso più un punto, porca puttana. Longley è finito però. Devo tenerlo. Piuttosto togliamo Johnson e mettiamo Sprewell. Barkley penso sia fuori per falli. Siamo a 17 secondi da un sogno. Siamo a 17 fottutissimi secondi da un sogno. Sì! Infrazione! Ornas che è distrutto. Ma teniamo loro. Mamma mia, che serie! Ci stiamo giocando le finali NBA, ragazzi, io ve lo dico. Alla seconda stagione. Fallo subito. Basta metterne uno, ti prego. Incredibile. Incredibile, incredibile, incredibile. Incredibile. Butto via il primo. Se non entra questo sono cazzi. Sì! Più 4. Basta però con sti time out. Mamma mia che tensione, Fiori. No! Sì! 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 E sono finali NBA! Incredibile, Sean Kemp ha fatto una serie mostruosa. Ma siamo noi in finale, ragazzi. Western Conference Champion Suns, bellissimo. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Incredibile il secondo anno. No, stupendo. Stupendo. Siamo campioni a West. Siamo i campioni della Western Conference. E adesso, ragazzi, nel prossimo video, The NBA Finals. Phoenix Suns, Charlotte Hornets. Mai come quest'anno abbiamo una chance devastante. Fuori Jordan possiamo vincere noi, ma attenti perché Larry Johnson per gli Hornets è un fenomeno. Raga, un saluto da Okumendo, Venetian. Ciao!